Sì, è un bilancio che certamente forse rappresenta il miglior risultato della banca in tutti questi anni di grande attività con il territorio. È un risultato che però non è soltanto merito di questa banca, ma è merito anche di un territorio sano, di un territorio che riesce ad esprimere ancora grandi valori. La banca sostanzialmente è il termometro di una realtà molto positiva. Il Veneto è forse tra le regioni ancora quella che ancora meglio reagisce purtroppo a una crisi che ancora stenta a mollare la morsa. E quindi credo che questo è un risultato che va a premiare non soltanto poi la banca, ma premierà anche chiaramente il territorio, perché il risultato buono della banca, visto che siamo di credito cooperativo, è un buon risultato anche per le associazioni, è un buon risultato per tutto il territorio. I dati esposti oggi in assemblea parlano di un istituto di credito in ottima salute. È vero, siamo un istituto solido, un istituto che sta crescendo soprattutto e che appena è stato approvato da questa assemblea un progetto strategicamente molto importante che sarà orientato a un ulteriore alto sviluppo in un ambito territoriale anche più grande rispetto all'attuale. Nasce da oggi il più grande istituto cooperativo del Triveneto ed è questa una grande soddisfazione non tanto per l'ottenimento di un istituto di grandi dimensioni quanto per il risultato e per il messaggio che vogliamo mandare. È un messaggio di cooperazione anche tra gli istituti per avere la possibilità di migliorare e soprattutto presentarsi in un futuro con un credito cooperativo forte, un credito cooperativo sia in grado di affrontare le sfide del futuro. Questo è un periodo delicato e noi tutti dobbiamo essere coscienti che se ci prepariamo e prepariamo le attività del futuro saremo in grado anche di rispondere a tutte le prossime esigenze che saranno certamente molto importanti e il territorio merita di essere seguito come il valore che questo rappresenta. Contenti, siamo molto soddisfatti perché c'è stato un consenso pressoché unanime per quanto riguarda l'argomento principale che era appunto questa fusione, questa operazione di aggregazione, ma devo dire che sono pervenute anche alcune sollecitazioni che riguardavano il primo punto inerente al bilancio su iniziative chieste alla banca a favore dei soci, che sarà nostra premura e cura operativamente parlando di dare una risposta, ad esempio sull'emissione dedicata di obbligazioni per i soci. Allora, quest'anno noi abbiamo stanziato, grazie a un bilancio veramente molto positivo, 1.650.000 euro, che penso sia un record nel mondo cooperativo. L'operazione che andiamo a fare grazie alla fusione ci permetterà, sono sicuro, di avere un incremento nei prossimi anni di redditività e questo chiaramente si riverserà chiaramente anche nei territori. Per cui credo che questo sia un risultato e a protendere potremo avere ulteriori ottimi risultati da poter offrire al nostro territorio che diciamo così, ha anche un tessuto in associazioni e un tessuto di volontariato molto importante e quindi lo merita.